l'avvocato dell'ex sindaco Fragomeni ai domiciliari dopo l'indagine dei carabinieri. Dimostreremo, dice, la totale estraneità ai fatti. Denaro in cambio di sconti sulle cartelle esattoriali. 2 funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Venezia condannati a pagare 5 milioni di euro. L'indagine della Guardia di Finanza nata nel 2017. L'inchiesta che ha portato all'arresto anche l'ex sindaco di Santa Maria di Sala e coordinatore provinciale di Coraggio Italia. Emergono altri dettagli. Le microspie erano posizionate anche al bar. Rabbia e sdegno a Mestre per l'assalto dei ladri alla sede della Croce Rossa. Rubata un'auto medica, poi ritrovata la sede danneggiata durante il raid. Nel pomeriggio nuovo vertice tra Ministero e gestori delle pompe per scongiurare lo sciopero di 48 ore, ma solo Fibe Confesercenti dimezza lo stop a un giorno. Per le altre sigle la protesta continua. Sono iniziati stamane e finiranno domani i lavori di demolizione dell'edicola di via Cappuccina a Mestre, divenuta negli anni un luogo di degrado. Più di 4 anni in prigionia nei campi dell'ex Unione Sovietica, la storia del reduce 104enne Giuseppe Bassi nel documentario Bassilora. Giovedì alle 21:15 su Antenna 3, un'intervista esclusiva andrà in onda questa sera a Ring. Ben ritrovati, buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di incominciare con i servizi vi ricordo quello che è il sondaggio che vi sottoponiamo questa sera e il cui esito poi verrà dibattuto nel corso della nostra prima serata a Ring. Affidamento in prova per Walter Onichini, è giusto? Lo ricorderete, il caso del macellaio di Legnaro finito in cella per aver sparato a un ladro che gli era entrato in casa, e adesso gli è stato concesso appunto l'affidamento in prova. Per il sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Poi vedremo qual è la vostra opinione, quali sono le percentuali appunto nel corso di Ring. E dunque ora l'inchiesta sui lavori della casa di riposo di Santa Maria di Sala. Parla l'avvocato dell'ex sindaco Fragomeni ai domiciliari dopo l'indagine dei carabinieri. Dimostreremo, dice, la totale estraneità ai fatti. Sentiamolo. È molto determinato per quanto riguarda il suo animo. Intende difendersi, intende dimostrare che non ha mai preso un euro in tutte queste vicende, cosa che tra l'altro emerge già dalla lettura della copiosa ordinanza del GIP di Venezia. In sostanza si parla di una serie di ipotesi di reati, però di fatto una tangente in concreto non è mai stata riscontrata, tantomeno, ovviamente io non parlo degli altri imputati, tantomeno per il signor Fragomeni. Non c'è prova che egli abbia mai ricevuto la promessa di un compenso per i vari fatti che sono contestati nell'ordinanza, e di questo intendiamo ovviamente chiedere conto alla Procura di Venezia, cioè saranno loro che dovranno dirci in concreto quale utilità egli abbia percepito. Non basta semplicemente parlare di una tangente per affermare che questa sia stata promessa effettivamente. Totale estranità a questi fatti, cioè di fatto il signor Fragomeni non ha ricevuto né la promessa né in concreto alcuna dazione di denaro o di altra utilità. Questo lo può scrivere tranquillamente, perché è già nell'ordinanza emerge questo. E di fronte a questa inchiesta che, lo abbiamo sentito, ha coinvolto amministratori, ex amministratori, manager, funzionari, la politica anche a Venezia si interroga. Il sindaco Brugnaro si è detto basito dopo essere venuto a conoscenza dell'operazione dei carabinieri di Venezia, che hanno arrestato tra gli altri l'ex sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni, coordinatore provinciale ora sospeso di Coraggio Italia, il partito fondato proprio dal primo cittadino veneziano, suscitando anche la reazione delle opposizioni. Coraggio Italia si è affidata come coordinatore provinciale a una figura sicuramente controversa, perché quanto emerge dalle intercettazioni è un quadro sistematico in cui c'era proprio un tariffario per i cambi di destinazione d'uso, e per carità, se gli avvocati della difesa saranno in grado di dimostrare che non è vero, ne sarò felice, però quello che emerge è un quadro probatorio piuttosto consistente. Noi a livello locale a Venezia abbiamo il diritto di interrogarci e chiederci se quel tariffario sui cambi di estensione d'uso sia un caso isolato, la classica mela marcia come si diceva una volta,
oppure se anche a Venezia alcune operazioni immobiliari su cui avevamo espresso dubbi in passato possano essere state in qualche modo condizionate, mi auguro sinceramente di no, da meccanismi simili. Un sistema che è stato scoperchiato anche grazie alle intercettazioni ambientali. Le microspie erano posizionate ovunque in paese. Oltre che nelle auto di Zamengo, Paiaro, Fragomeni e Carraro, erano negli uffici comunali, i cellulari e anche in 3 bar e ristoranti. Proprio in alcune di queste sono uscite le intercettazioni che inchiodano i responsabili. Le intercettazioni si sono dimostrate come l'unico modo per gettare un po' di luce sui coni d'ombra, dimostrando a seconda dei casi o l'infondatezza dei sospetti o in altri casi la fondatezza di alcuni dubbi che possono emergere quando c'è una grandissima plusvalenza conseguente a un cambio di destinazione d'uso e i beneficiari dell'operazione non hanno il coraggio di parlare. Nel caso di Santa Maria di Sala c'è un imprenditore che ha avuto il coraggio di farlo, in altri casi magari no. Le intercettazioni sono strumenti importanti. E ora un altro fronte, perché in seguito a un'indagine del 2017 2 funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Venezia sono stati condannati a pagare 5 milioni di euro. La Corte dei Conti di Venezia ha condannato un ex dirigente e un ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate al risarcimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. L'istruttoria è collegata a un'indagine del 2017 su un giro di corruzione nel quale erano coinvolti funzionari, finanziari e imprenditori. In sostanza, gli addetti alla riscossione delle tasse avrebbero ricevuto denaro da una serie di imprenditori in cambio di sconti illegittimi sulle loro cartelle esattoriali. L'epilogo finale di una vicenda nota nella quale questi 2 funzionari, tra gli altri, perché peraltro non erano da soli, avevano addomesticato degli accertamenti tributari nei confronti di alcuni contribuenti, scontando loro indebitamente una grossa parte dell'imposta. Questa imposta, che fu risparmiata dal contribuente indebitamente, viene ora chiesta ai 2 funzionari pubblici quali risponderanno col proprio patrimonio. All'indagine erano seguiti vari arresti e il processo, nel quale i 2 dirigenti erano stati condannati per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, ma non è tutto. Verrà chiesto loro anche il danno d'immagine, cioè il danno che hanno prodotto all'amministrazione finanziaria, nello specifico all'Agenzia delle Entrate, perché la vicenda appunto è finita sui giornali. Quantificato per uno in 180.000 euro e nell'altro in 100.000 euro, che comunque viene quantificato e parametrato sulla base dell'illecito compenso al loro destinato, cioè alla mazzetta che avevano conseguito a suo tempo. Sotto indagine erano finiti 6 imprenditori, 3 funzionari dell'agenzia, 2 commercialisti, 2 ufficiali della Guardia di Finanza, un appartenente alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto e 2 dirigenti di una compagnia assicuratrice veronese. Parliamo ora di carburanti, sciopero ridotto di un giorno ma solo per i benzinai di FAIB Confesercenti. È l'esito dell'incontro di oggi pomeriggio a Roma tra il ministro Urso e i rappresentanti di categoria, un vertice indetto in extremis per scongiurare lo stop di 48 ore. Tra le sigle presenti solo FAIB Confesercenti ha deciso di dimezzare la serrata. Pompe chiuse dalle 19 di questa sera e per tutta la giornata di domani. Le altre sigle, lo ricordiamo, hanno mantenuto lo stop di 2 giorni, quindi attenzione. Prima notte tra i suoi cari e forse anche primo giorno di ritorno al lavoro per Walter Onichini, scarcerato ieri e assegnato dal giudice all'affidamento in prova per 3 anni e 3 mesi. Ecco l'emozione nel racconto di un amico che lo ha reincontrato dopo tanto tempo. Silenzio, rispetto, discrezione intorno alla casa di Walter Onichini a Campo Nogara. Ha passato la prima notte tra i suoi cari e forse, ma non è detto, anche la prima giornata di lavoro nella ditta di lavorazione carni della sorella a Legnaro. Un grande desiderio di tornare alla normalità e di avere attorno volti amici. Che cosa vi siete detti appena vi siete visti? Ma senza entrare nei particolari, io l'ho abbracciato e per 30 secondi siamo stati in silenzio. È stato emozionante, ripeto, perché insomma sono emozioni da vivere e per dei veri amici
penso insomma, di essere stato io per Walter, come Lucio Chiavegato e tanti altri che non sono ritornati alla ribalta oggi, ma gli hanno sempre voluto gran bene. Per noi è stata un'emozione come riavere un fratello in casa. La familiarità di una torta di pasticceria e magari di un bicchiere di spumante, con molte emozioni. Mi sono commosso più io di Walter, a dire la verità, perché insomma quando ritorna un papà di famiglia come Walter, un grande evento come Walter, non potevo che riabbracciarlo e commuovermi. Guardi, ho la pelle d'oca anche adesso che ne parlo. Diciamo che Walter non avrebbe mai dovuto varcare la soglia del carcere, perché un papà che difende i suoi familiari merita un premio in altri paesi. Purtroppo in Italia sappiamo che il ladro è libero, latitante mai più ricercato, mi sembra. Gli altri 3 non sono mai stati trovati, c'è stato un accanimento per Walter. Cosa incredibile, ma adesso l'importante insomma è che sia a casa. Lunedì sera verso le 21 continuiamo con la cronaca. Alcuni individui hanno scassinato la porta d'ingresso della sede della Croce Rossa di via Napoli a Mestre e rubato un'automedica per compiere atti illeciti. L'automedica è stata ritrovata dai carabinieri un paio di ore dopo ed è tuttora sotto sequestro per le indagini. Il presidente del Comitato di Venezia, Marco Semenzato, ha espresso sconcerto e incredulità anche a nome di tutti i volontari. Il presidente nazionale, Rosario Valastro, ha definito l'azione vigliacca e ingiustificabile che colpisce la Croce Rossa e colpisce tutta la comunità. Un italiano e un albanese sono stati invece arrestati, avevano minacciato con una pistola un passeggero a bordo di un regionale Trieste-Venezia, ma l'uomo non si era lasciato intimidire. Sono stati arrestati 2 giovani, un italiano e un albanese, che sabato sera a bordo del regionale Venezia-Trieste avevano puntato una pistola contro un passeggero straniero, intimandogli la consegna del denaro. Il fatto è accaduto mentre il convoglio giungeva a Monfalcone. I ragazzi volevano che l'uomo pagasse loro il biglietto. Il passeggero aveva detto che li avrebbe aiutati se fosse arrivato il controllore. I 2 sulle prime si erano allontanati, poi sono tornati all'attacco minacciandolo. Non avevano però fatto i conti con la reazione dell'uomo, che era riuscito a divincolarsi e rifugiarsi nella carrozza successiva, dove ha potuto contare sull'aiuto di numerosi passeggeri, uno dei quali ha avvertito la polizia. I 2 malviventi si sono fatti vivi nuovamente, rinnovando la richiesta di denaro, ma vistosi a mal partito causa l'ennesimo rifiuto da parte dell'uomo e la presenza degli altri viaggiatori, si erano ritirati in fondo al treno. Arrivati a Trieste hanno trovato ad accoglierli la Polfer e una volante della questura, che li hanno facilmente identificati. Perquisiti, addosso ad uno di loro sono stati trovati un passamontagna nero e una pistola a salve replica perfetta di un'arma in uso alle forze dell'ordine. La coppia deve rispondere di tentata rapina a mano armata. Ora a Jesolo invece, perché l'associazione albergatori e la Confcommercio chiedono più forze dell'ordine. Durante l'invernata i problemi sono stati molteplici le spaccate lungo il litorale negli alberghi e nei ristoranti, e questo ha preoccupato non poco gli albergatori. Se durante l'estate Jesolo era balzata agli onori della cronaca per motivi di ordine pubblico e criminalità, l'arrivo della stagione invernale ha solo cambiato il tipo di problemi di sicurezza che si vivono in città. Per questo i presidenti dell'Associazione Albergatori e di Confcommercio, Pier Francesco Contarini e Angelo Faloppa, hanno chiesto formalmente un incontro al prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, al questore Maurizio Masciopinto e al comandante provinciale dei Carabinieri Nicola Conforti per affrontare assieme questo tipo di tematiche. Lo status di città balneare è uno status che noi auspichiamo, ma soprattutto vogliamo far capire agli organi superiori che è fondamentale per una città che raggiunge le 200.000 unità avere le forze dell'ordine adeguate per un tale numero di ospiti. E sul tema sicurezza, Jesolo è entrata di prepotenza nel dibattito sulla riforma Cartabia. Ad inizio anno, infatti, 2 ladri colti in flagranza durante una spaccata in un albergo chiuso erano stati rilasciati poco dopo in assenza di una denuncia della parte lesa, un fatto che aveva creato vivaci polemiche e forti malumori. Finalmente vediamo che le istituzioni ci danno ragione e cercheremo di capire se c'è la giusta opportunità per evitare le problematiche che sono scaturite quest'inverno, dove mancando una denuncia, pur essendo stati colti in flagranza di reato, non hanno subito alcuna pena. Sono iniziati stamane e finiranno domani i lavori di demolizione dell'edicola di via Cappuccina a Mestre, che è divenuta negli anni un luogo degradato. Al
via i lavori di rimozione dell'edicola in via Cappuccina a Mestre, all'angolo con via Cavallotti, davanti alla sede dell'Istituto Comprensivo Giulio Cesare. La struttura era chiusa da 6 anni, divenendo punto di degrado dell'area. Andando incontro anche alle richieste dei residenti e visto che il privato non ha esercitato il rinnovo della concessione per l'utilizzo della struttura, il Comune ha dunque deciso di procedere alla rimozione. Una scelta che, oltre a migliorare il decoro della zona, consentirà di far proseguire la pista ciclabile e rendere più comodi e sicuri gli spazi per l'ingresso dei genitori e dei bambini a scuola. A seguire l'intervento di riqualificazione anche il sindaco Brugnaro e l'assessore alla sicurezza Pesce. 6 aziende irregolari su 10 controllate, 12 violazioni accertate in materia di sicurezza e 35.000 euro di sanzioni. È il bilancio delle ultime settimane di attività del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Venezia tra Dolo, Chioggia, Scorzè e San Michele al Tagliamento. Si tratta in particolare di 2 parrucchieri, un'azienda di noleggio imbarcazioni da diporto e una ditta che commercia prodotti per la bellezza, dove sono stati trovati alcuni lavoratori che non avevano mai partecipato ai corsi di formazione sulla sicurezza. Inoltre le aziende non erano in regola con le disposizioni sulle condizioni di igiene e salute sui luoghi di lavoro. Voltiamo pagina. Più di 4 anni della sua vita Giuseppe Bassi li ha passati in prigionia nei campi dell'ex Unione Sovietica. La storia del reduce 104enne è protagonista del documentario Bassil Ora, in onda giovedì sera alle 21:15 su Antenna 3. Un'intervista esclusiva andrà in onda questa sera al Ring. Questi sono alcuni oggetti ricordo anche della prigionia di Giuseppe Bassi, una persona straordinaria che tra pochi giorni, il 3 febbraio di questo 2023, compirà 104 anni. 4 di questi anni della sua vita li ha passati, ben più di 4, da prigioniero in Russia, e noi trasmetteremo il suo documentario nelle prossime serate di Antenna 3. Si intitola Bassil Ora, un documentario meraviglioso, e adesso vi spieghiamo perché. Vi presentiamo Giuseppe Bassi. Io mi metto la maschera. Ben trovato, Giuseppe. Va bene. Perché si chiama Bassil Ora lei? Perché ero l'unico che era riuscito a conservare l'orologio in prigionia. Che è questo? È questo? Che è andato a aumento in tanti anni, passando in tante mani, perché siccome c'era l'ora di guardia durante la notte, non c'era nessun orologio nei prigionieri. No. Gliene avevano requisiti tutti? Sì, no, li avevano rubati tutti i prigionieri. Ecco, requisiti. E lei era l'unico? E tutti domandavano l'ora a lei? Quindi l'unico che aveva l'ora in prigionia ero io, e quindi quando eravamo nel camerone e incominciavano alle 10 ad aver fame, allora incominciarono a dire Bassi l'ora per sapere l'ora per le 12 che arrivava la zuppa. Giuseppe, cosa l'ha tenuta in vita? Qual era la sua forza di volontà? La famiglia a casa? Tornare per raccontare. Tornare per raccontare. Bisogna tornare per raccontare questa esperienza che abbiamo fatto, cioè che hanno fatto i superstiti, 100.000 sono morti. Mestre, invece, raccontata dai suoi residenti, è una quasi storia della città, quella composta da Luigi Fincato attraverso 35 interviste raccolte tra i suoi concittadini. È una Mestre che è collegata al suo passato, che è un passato di una città che non è mai stata sede di una signoria, ma è stata la campagna di Venezia, e che con il tempo si è trasformata. Una Mestre che ha un suo presente contraddittorio e che avrà sicuramente un futuro, se i nostri amministratori lo vorranno, migliore di oggi. Che città è ed è stata Mestre negli ultimi decenni? La storia si può raccontare in 2 modi, attraverso un'esposizione ordinata di fatti e avvenimenti sociali, politici ed economici, oppure attraverso un mosaico di testimonianze dirette tra le più disparate, di persone in alcuni casi solo apparentemente comuni, di fatto tutte a loro modo speciali, come quelle raccolte in 35 interviste da Luigi Fincato. Il filo conduttore per quanto riguarda chi ha scelto, cioè il sottoscritto, è quello della positività.
fa. Mi è piaciuto cercare personaggi positivi e quindi talvolta sono colleghi, sono giornalisti piuttosto che scrittori, ma sono anche persone con le quali ho avuto a che fare solo una volta nella vita, ma che mi sono rimaste impresse e che potrebbero rimanere impresse anche a chi legge o chi li incontra a Mestre. Il ritratto di ogni mestrino è preceduto da una breve scheda biografica e concluso con l'invito alla lettura di un libro o all'ascolto di una canzone. In un percorso fatto di incontri con imprenditori, medici, artisti, atleti, insegnanti, negozianti, musicisti, scrittori che dipingono un quadro vivace. Qualche anno fa un dentista ha scritto su Facebook: troviamoci, e improvvisamente si sono trovate 5.000 persone. Però la voglia di incontrarsi secondo me deriva anche dalla capacità di aggregazione che può avere per esempio chi organizza eventi, che sia la pubblica amministrazione piuttosto che i privati. E qui lo spazio c'è. È tutto, grazie per averci seguito. Naturalmente ora l'edizione di Treviso e le previsioni del tempo. Arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio dove il tempo è in via di miglioramento. Il dettaglio di mercoledì 25 gennaio. Sul Veneto al mattino cielo nuvoloso e saranno possibili ancora delle precipitazioni sparse. In seguito diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Permane un marcato pericolo di valanghe sulle Dolomiti ma anche sulle Prealpi. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche residua pioggia inizialmente, anche in questo caso poi con il passare delle ore sarà più soleggiato, il cielo sereno, bora moderata sulla costa, temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo molte nubi di mattina, poi in giornata ampie schiarite. Temperature minime sui 2-3 gradi, massime intorno agli 8-10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento con Antenna 3. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.